Spettacolo unico nei cieli del Friuli occidentale, l'eclissi di sole di questa sera regalerà uno scenario spettacolare ma delicato, coincidendo proprio con l'ora del tramonto. A Pordenone il fenomeno vede la luna coprire una porzione significativa del disco solare, creando suggestivi giochi di luce sull'orizzonte ovest. Nella nostra zona lo godremo circa al 90%. Lo godremo con l'inizio alle 19:30. La punta massima si verificherà circa alle 20:20, però il sole sarà molto basso sull'orizzonte, quindi la sua visione sarà un po' disturbata da quelli che sono gli effetti dell'orizzonte. Per godersi lo spettacolo senza rischi, Zanutta ha ricordato l'importanza fondamentale di utilizzare esclusivamente occhialini con filtri certificati, evitando soluzioni improvvisate che potrebbero danneggiare la vista. Bisogna utilizzare dei filtri tipo questi che sono filtri da saldatore, oppure degli occhialini che si trovano nei negozi di antinfortunistica, che permettono di filtrare la luce e permettono la visione. L'eclisse si verificherà a ridosso dell'orizzonte, dove tramonta il sole e quindi ad ovest, in una posizione che non sia in qualche modo ostruita da palazzi, alberi, ostruzioni, perché dobbiamo avere l'orizzonte, mettendosi al centro di parchi, oppure in comina ci permette una visione verso ovest ottimale.